Nonino 2022. Maestri del nostro tempo. A Mauro Ceruti. Vorrei dire in poche parole, molto emozionate, perché è un onore e un impegno anche, soprattutto per me, accettare e ricevere questo premio Nonino. Grazie ai satelliti, alle stazioni spaziali, abbiamo immaginato e visto la Terra come spazio, come superficie, come astro errante, e poi l'abbiamo fotografata da cieli lontani e attraverso i magnifici versi di Paul Éluard l'abbiamo sentita come la nostra arancia blu. Questo è un verso di Paul Éluard. Ma oggi la Terra geme e ci riporta nel suo grembo vitale. Noi, soggetti e padroni della conoscenza e della tecnica, ci sentiamo in balia dei loro effetti incontrollati, ci sentiamo smarriti di fronte ai limiti dei nostri poteri, ci sentiamo smarriti di fronte alla Terra stessa. E la Terra, oggi, si manifesta a noi attraverso le catastrofi globali che su di noi incombono. La Terra ci chiede di diventare una umanità nuova, un'umanità planetaria. Ecco, Terra e umanità planetaria sono i due poli di un magnetismo che potrà alimentare una nuova civiltà. E, insomma, la Terra ci ricorda che non abbiamo il monopolio del potere, ci impone di fare la pace fra di noi per poter fare la pace con lei. La Terra ci chiede la pietà più alta, la pietà del pensare, la pietà di un pensiero complesso capace di concepire insieme l'unità nella diversità e la diversità nell'unità, come evocava prima anche Nancy Fraser. La Terra ci chiede l'intelligenza di riconoscerci uniti a lei, ma anche diversi e responsabili per la forza che abbiamo, come già diceva Novalis, di plasmarla. E solo questa responsabilità potrà inaugurare un nuovo umanesimo, un umanesimo planetario. Vedete, gli umanisti, i grandi umanisti del Rinascimento, concepirono un'idea universale dell'umanità e tuttavia questa idea è diventata astratta e ha anche potuto portare a misconoscere, a opprimere tante diversità considerate talvolta con arroganza e violenza come il retaggio di un passato infantile, primitivo, non degno dell'umanità. E questo è accaduto in particolare nei confronti delle società contadine. Gli umanisti planetari dovranno essere i creatori di un universalismo non astratto, ma concreto perché è ricco delle diverse esperienze di tutti gli esseri umani del pianeta con la forza del riconoscimento reciproco. Abbiamo creato un inedito aumento di potenza tecnologica e anche di interdipendenza planetaria. Tutto è connesso oggi e con ciò abbiamo prodotto una possibilità fino a pochi decenni fa letteralmente inconcepibile, impensabile. Quale possibilità? La possibilità di un'autodistruzione dell'umanità da parte dell'umanità. Siamo diventati una specie biologica potenzialmente suicida, in particolare dopo Hiroshima, e questa possibilità di autosoppressione della nostra umanità nel suo insieme lega in un destino comune tutti i popoli della Terra e l'umanità intera alla Terra stessa. Nessuno si salva da solo. È quello che stiamo vivendo in queste ore, è ciò che ci rivelano oggi le tre grandi crisi planetarie, quella del clima, quella della pandemia e quella della guerra. Siamo la prima umanità ad avere una decisiva responsabilità nei confronti della nostra terra e la prima umanità a doversi riconoscere come una comunità di destino per la nostra stessa sopravvivenza. Ecco, per concludere, questa nostra nuova condizione definisce una sfida per noi, la sfida più importante,
come è accaduto in passato, in millenni passati, la sfida di una vera e propria riumanizzazione. Un'utopia? Un'utopia? Forse, ma un'utopia concreta, necessaria, ed è proprio questo da sempre l'orizzonte suscitato dal Premio Nonino, che è un progetto visionario profondamente radicato nella nostra madre terra. Viviamo un tempo agonico, agonia è un conflitto interiore, è agonica la nascita come è agonica la morte. Viviamo un tempo agonico dove un mondo non riesce a nascere perché un mondo non riesce a morire, e il Premio Nonino, il suo progetto culturale, ci aiuta a leggere nei colori del tramonto i colori, i segni dell'alba nuova. Per questo vi dico grazie, non solo per il mio premio, ma per il Premio Nonino, per il vostro progetto. Grazie, grazie, grazie.